Benvenuti, oggi è giovedì 16 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 17:05. La luna si leva alle 19:49 e cala alle 9:00. Oggi la Chiesa celebra San Marcello. Il nome Marcello deriva dal latino Marcellus e significa piccolo martello, con riferimento a Marte, dio della guerra. Oggi, 16 gennaio, è il giorno della Foguera in Spagna. Si tratta della celebrazione più importante della località di Canals e si caratterizza per il grande falò, una grande catasta di legna che comincia a essere impilata a partire dal 7 dicembre. Pensate che è iscritto nel libro del Guinness dei primati come il falò più grande del mondo. Le feste continuano anche i giorni seguenti con celebrazioni religiose e degustazioni di gastronomia tipica di questa festa, come i dolci di Sant'Antonio. Questa antica ricorrenza nacque molti secoli fa, a partire dalla metà del XVII secolo, proprio come omaggio al santo patrono Sant'Antonio Abate, che protesse il paese da un terremoto. Kate Moss, supermodella e icona di stile, compie 51 anni. Scoperta a 14 anni in un aeroporto, ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo look androgino e ribelle, diventando il volto di marchi come Calvin Klein, Chanel e Burberry. Ha posato per oltre 300 copertine di riviste e ha anche lanciato la sua linea di abbigliamento e profumi. Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, cantautrice, compie 23 anni. Nata in provincia di Vicenza, ha iniziato a scrivere canzoni a 14 anni, ispirandosi a artisti come Fabri Fibra, Eminem e Billie Eilish. Ha debuttato nel 2019 con il singolo Sciccherie. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce, classificandosi al 4° posto e vincendo il premio della critica, e nel 2023 con il brano Né il bene né il male. John Carpenter, regista, sceneggiatore, produttore e compositore, festeggia 77 anni. Considerato uno dei maestri dell'horror, ha diretto film cult come Halloween, La Cosa, 1997, Fuga da New York. Ha anche composto le colonne sonore di molti dei suoi film, creando atmosfere suggestive e inquietanti. Il 16 gennaio del 1605 viene pubblicato il primo romanzo moderno della letteratura, il Don Chisciotte dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes. Secondo la World Library è la più grande opera letteraria mai scritta. Il protagonista è Alonso, un uomo che perde di vista il senso della realtà, immagina di essere un nobile cavaliere e si lancia in folli avventure. Oggi parleremo come sempre di scienze, ma vi do una pillola di storia della medicina. Forse non sapevate che la moderna chirurgia plastica affonda le sue radici in Sicilia. Era il 1450 quando due medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, idearono una nuova tecnica di ricostruzione che diede una spinta innovativa agli interventi, in particolare nel campo della rinoplastica. Buongiorno ai 12, oggi l'opposizione Sole-Marte si fa veramente sentire nello zodiaco. Cosa accade alla ruota zodiacale con questa scossa di questi due pianeti così focosi e potenti? Scopriamolo insieme. Ariete, la giornata di oggi è una giornata che prevede un Marte particolarmente agguerrito nei confronti del Sole. Oggi volete ricentrare un po' tutto sull'identità e soprattutto mettere in chiaro le cose nell'ambito familiare o nell'ambito lavorativo, in tutti quei gruppi insomma in cui voi vi spendete quotidianamente. Toro, giornata oggi che prevede un Marte con il Sole in opposizione a cui voi fate punto di talete, e sarà proprio la logica di Urano a gestire bene queste occasioni. Da una crisi insomma potrebbe nascere l'occasione giusta per concretizzare un affare.
sappiate essere chirurgici, diplomatici e tempisti, perché oggi una buona occasione da prendere al volo sarà proprio la risultante delle forze planetarie. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che vede questa tensione zodiacale riguardarvi poco, proprio perché è una giornata fatta più che altro per voi di spese, di acquisti e di cose necessarie per riparare magari qualcosa in casa. Cancro, Marte nei vostri gradi è particolarmente agguerrito nei confronti del Sole, tenderebbe infatti a recriminare qualcosa e soprattutto ad avere un forte bisogno di attenzione con il partner. Volete appianare molto le situazioni in cui non vi sentite né capiti né visti. Leone, la giornata di oggi è una giornata con un Marte che vi dà un po' di pensiero, un Marte che si vuole centrare su qualcosa, su un pensiero fisso che proprio non riuscite a spostare dalla vostra mente. I soliti sospetti? Lo scoprirete durante il corso della giornata. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede un'azione un po' bellicosa di Marte e che il trigono col Capricorno non servirà moltissimo ad esentarvi da una serie di tensioni di gruppo. Forse oggi vi toccherà rabbonire qualcuno. Le tensioni comunque che sono intorno a voi non interiorizzatele, anche perché la Luna oggi potrebbe farvi sentire un pochino più insicuri del solito. Bilancia, giornata oggi particolarmente adatta per affrontare un po' di problemi e risolverli, per prendere una decisione economica e logistica e soprattutto per accordarvi bene anche in termini economici con collaboratori o partner. Scorpione, giornata oggi che prevede in questo dilemma planetario una vostra riuscita alquanto passionale e intensa. Oggi è una giornata ottima per dedicarvi all'amore e alle passioni, quindi godetene. Sagittario, giornata oggi che vede queste tensioni planetarie riguardarvi poco. Osserverete però da lontano come le spese o la gestione più o meno incauta di qualcosa può avere delle conseguenze nel vostro ambiente, non direttamente su voi, quindi avrete tutto il modo di dirigere le cose in una maniera ottimale, spese per la casa previste. Capricorno, il Sole nei vostri gradi è pesantemente attaccato da Marte oggi e tende un po' a perdere un po' di quota, che seppure vi è sostenuto bene, Mercurio prende la parola e tenterà di capire un po' meglio nei sentimenti qual è la direzione giusta o la dialettica giusta da seguire. Acquario, le tensioni planetarie di oggi vi danno un po' di inquietudine proprio perché il Sole così attaccato dietro di voi nella vostra ideale 12ª casa comincia ad avere delle perplessità gestionali su come spendervi al meglio. Arriverà presto l'idea giusta. Se fremete come delle tigri in gabbia per darvi a qualcosa, state tranquilli, sta arrivando il vostro momento. Pesci, la giornata di oggi prevede la vostra Venere alle prese con una voglia di fare pace un po' con tutto lo zodiaco. Sarà Nettuno, il vostro potentissimo pianeta, invece, ad essere un po' più captativo ed empatico del solito. Capire le ragioni degli altri sarà importante in tutti i gruppi familiari e sistemici in cui vi muovete. Grande creatività di nuovo alla ribalta. Lo studente Jan Palach si reca al centro di Praga, in piazza San Venceslao. Si cosparge il corpo di benzina e si dà fuoco come gesto estremo di protesta contro l'occupazione del suo paese da parte delle truppe sovietiche. Così il 16 gennaio del 1969 ha inizio la rivoluzione democratica reclamata dal popolo cecoslovacco. Oggi voglio raccontarvi la storia dietro la parola ciao. Questo termine rappresenta il saluto più comune e informale nella lingua italiana, ma in passato ciao era un modo completamente diverso di salutare e indicava qualcosa come sono tuo schiavo o sono al tuo servizio. La sua radice risale al dialetto veneto e trova le sue origini nel latino sclavus, che si traduce letteralmente in schiavo. Nel corso del tempo però questa parola ha subito una trasformazione sorprendente per diventare un saluto diffuso in tutta Italia.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è un uomo che ha difeso chi soffriva davvero di disturbi mentali. Lo psichiatra Mario Tobino. Fu contrario alla legge Basaglia che portò alla chiusura dei manicomi. Il suo timore era che i malati venissero abbandonati, invece lui voleva tenerli rinchiusi per proteggerli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Luisa Spagnoli diceva: la capacità di immaginare quello che ancora non c'è, questo fa la differenza. Ed è in questa capacità di immaginare cose che ancora non ci sono che si fondano l'arte e la curiosità. Vi auguro un nuovo giorno all'insegna dell'immaginazione. Noi ci vediamo domani e buona giornata dalla vostra Martina.